innanzitutto bentornata, perché dopo Nico, dopo Miss Marx, ritorni con un altro film, con una donna come protagonista, quindi mi chiedo, è una trilogia pensata, è stato un caso, è voluto? E dunque, quando io ho fatto prima un film su una cantante, poi ho fatto un film su una politica e a un certo punto ero ad Assisi in viaggio e ho pensato, ma forse un film su una santa. Mi sembrava fosse un arrivo, insomma, dopo queste altre due figure femminili che avevo raccontato. Però ovviamente prima ho dovuto leggere, un po' approfondire Chiara. Chiara mi ha sempre incuriosito perché io sono un'appassionata di Francesco, di San Francesco. Fin da bambina mi ricordo la primissima visione di Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli, no? Quando lui si spoglia davanti al vescovo, questa cosa della povertà, no? Come sfida al potere. Ecco, c'è questo discorso io mi spoglio e vi sfido in questo modo, che è una cosa che io, anche se l'ho visto, il film era uscito prima che nascessi, però ce lo fecero vedere un San Francesco a scuola e mi aveva fatto molto effetto, l'avevo capita immediatamente che quella era una protesta, che era una protesta contro la società, contro una società ingiusta, cioè ho letto subito questa scelta come una scelta di libertà e di protesta. Nel film Chiara si vede, insomma, ve lo ricordate, no? È molto bella, insomma, però non è che ha un ruolo importante. Però si capisce e si capiva, insomma, da tante cose che invece per Francesco questa ragazza aveva avuto un ruolo importante, nonostante fosse molto più giovane di lui. Quando ho deciso di approfondire la figura, pensando che magari poteva essere interessante per un film, mi è capitata in mano una biografia noiosissima, che diceva che Chiara da subito voleva fare un ordine di clausura, si voleva chiudere in casa, voleva pregare, eccetera, eccetera. E questo mi ha un po' angosciato e ho pensato non è un film interessante. Poi invece mi è capitata in mano un libro di Chiara Frugoni, che non so se la conoscete, ma è una storica medievale. Era purtroppo una storica medievale bravissima, che ha lavorato sia su Francesco che su Chiara. E leggendo la Frugoni ho scoperto che Chiara era come Francesco, cioè non è vero che voleva fare la clausura da subito, che Chiara aveva lo stesso progetto, cioè la povertà, insomma era una seguace di Francesco e voleva fare un ordine femminile francescano, cosa che però non le è stata permessa, motivo per cui poi la sua storia negli anni successivi è stata raccontata dalla Chiesa in maniera diversa, molto più addomesticata, non è stata mai raccontata per quello che era stata. E basta leggere il processo di canonizzazione, dove si racconta di questa grande arrabbiatura che voi vedrete c'è anche nel film, quando le dicono che lei non può viaggiare, lei che voleva andare in Terra Santa, voleva andare in Marocco, eccetera, per capire che Chiara aveva un altro progetto, cioè Chiara voleva fare apostolato attivo, voleva fare quello che faceva Francesco, cioè esibire anche la povertà, no? Testimoniarla, andare in giro scalza e raccontare un modo diverso di stare al mondo, insomma, perché naturalmente con l'esibizione della povertà e anche con la costruzione di una comunità non gerarchica, tutta una serie di cose che voleva fare lei, che a un ordine femminile non erano permesse, è in quel modo che si metteva in crisi il potere ecclesiastico in quel momento. E io credo infatti che uno dei temi principali poi del film sia proprio il rapporto con il potere, lo vedrete. E quindi lì allora ho voluto fare il film, ho chiesto a Chiara Frugoni di farmi da consulente per la sceneggiatura. Il film, come vedete, è dedicato a lei perché è morta pochissimo dopo la chiusura del montaggio, in maniera molto improvvisa perché stava benissimo. E gli ultimi anni suoi lei ha scritto tanti libri che vi consiglio, tra cui un manuale di storia medievale molto interessante che lavora proprio sulle immagini, perché lei ha questo modo di lavorare. E gli ultimi libri che ha scritto erano dei libri molto belli per il mulino, la vita quotidiana nel Medioevo, le donne nel Medioevo, le paure medievali, procedevano tutti
con questo metodo, cioè lei rendeva il Medioevo vivo perché lo raccontava attraverso gli affreschi, e così ha lavorato con me. Quando io gli ho detto come arriva il Papa quando va a trovare Chiara, gli ho detto ma viene in carrozza, dice ma no, che carrozza, il Papa andava a cavallo, e mi manda delle immagini, un'immagine dell'aula gotica dei Santi Quattro Coronati dove si vede il Papa che arriva a cavallo con uno che lo protegge con un ombrellino, no? E noi quell'immagine lì l'abbiamo riprodotta nel film, cioè lei ogni volta che io gli facevo una domanda mi mandava un'immagine, e quindi è stata una risorsa preziosissima. Sì, oltre alla ricostruzione anche, se vuoi, fedele, no, un'altra cosa che mi ha incuriosito molto vedendo il film, senza anticipare nulla, è la colonna sonora, che tu, secondo me, hai sempre avuto un'attenzione particolare. Da Nico a Miss Mark ci hai abituato a una colonna sonora molto importante e significativa anche per il film, e lo è anche in questa occasione, e l'utilizzo della lingua. E un po' volevo capire come nasceva e come è nata. Allora, la colonna sonora, come vedrete, è una colonna sonora in realtà è musica antica, quindi è musica tutta dell'epoca, basata su manoscritti dell'epoca, fatta da questo gruppo che sono l'Anonima Frottolisti, un gruppo di Assisi, sono molto bravi, con loro abbiamo scelto non solo canzoni religiose, ma abbiamo scelto delle canzoni che vengono da questo manoscritto di Montpellier, che è un manoscritto di canzoni romantiche, insomma amor cortese, no? In provenzale, in francese antico, ecco. Il motivo è anche che Francesco era un appassionato, da cui il suo nome, che poi era un soprannome. Francesco era un appassionato di francese, no? E pare che cantasse in francese, citasse spesso, e quindi abbiamo voluto proprio prendere queste fonti anche laiche, perché poi vedrete è un film che racconta di ragazzi giovani, insomma, quindi anche ci voleva questo, che non fosse soltanto, no, la dimensione religiosa, ma anche quella più appunto laica, che tra l'altro poi Francesco, insomma, era un movimento di laici, non era un movimento di sacerdoti, insomma era una cosa completamente diversa. La cosa e dall'inizio non era neanche un ordine, perché poi quello che dice sempre Chiara è: Francesco mi ha dato la forma di vita, la regola è venuta molto tempo dopo, quando si dovevano inquadrare, no, nel sistema della Chiesa. La lingua anche è una scelta che ho fatto perché in realtà non aveva senso farli parlare in italiano puro, un po' perché l'italiano puro non esiste. Francesco è stato sempre, tutti i film di Francesco sono doppiati, anche quello di Rossellini, perché allora si doppiava, e quindi parlano sempre in un italiano impostato e non diverso. È il caso di Uccellacci Uccellini, dove Totò e Ninetto, che fanno i frati, parlano romanaccio e napoletano, no? E quelli sono per me i frati più veri raccontati dal cinema, e io volevo che loro avessero questa semplicità, questa verità, i nostri frati, le nostre sorelle. Tra l'altro poi una componente fondamentale della loro rivoluzione, e vedrete che questo è un tema nel film, era proprio non parlare più il latino, che era una lingua che la gente non capiva, che era la lingua del potere, no? E invece parlare il volgare, tant'è vero che Francesco scrive una preghiera, no, in volgare. E una delle prime volte, se non la prima, che viene messo per iscritto questa lingua, che era una lingua solo orale. E perciò era per me fondamentale farli parlare come parlavano loro, tra l'altro usando questo codice, perché naturalmente i miei attori avevano tutti provenienze diverse, avrebbero parlato uno romano, uno napoletano, eccetera, invece con questo codice hanno parlato tutti la stessa lingua. Così, e quindi abbiamo fatto questa cosa. Che altro? Ah sì, ci sono i sottotitoli per aiutare, insomma, nella lettura nella comprensione del volgare, che secondo me non erano necessari. In realtà io originariamente non li avevo neanche messi. Poi abbiamo pensato di sì, perché poi abbiamo pensato, insomma, dipende anche dalle aree dell'Italia nelle quali ci si trova. Io probabilmente giudico, poi io ho origini umbre, giudico con un orecchio del centro Italia, invece magari per la tranquillità, insomma, poi siccome comunque sono sottotitolate le canzoni, perché come vi dicevo sono in francese antico, sono sottotitolate le parti in latino, allora a questo punto abbiamo sottotitolato tutto.
Grazie. Allora, visto che il tempo è poco, perché poi Susanna ci lascia che deve presentare il film anche a Udine, l'ultima domanda che esula un po' dal film, che però ci caratterizza, chi è spettatore nostro affezionato sa che è l'ultima domanda che facciamo sempre agli ospiti. Prima io e te parlavamo di piattaforme, di streaming, di visione a casa. Allora, la mia domanda è questa: perché il cinema al cinema? Perché ha senso ancora la sala cinematografica? E lo chiedo a una regista in questo caso. No, ha senso perché la sala è un luogo di libertà, di incontro, cioè io credo che il discorso delle piattaforme sia molto pericoloso, perché se rimaniamo chiusi in casa a consumare le serie, quello è un consumo, no? Perché poi le serie sono costruite in modo da creare una dipendenza e da non dare mai soddisfazione, perché poi non finiscono mai e poi ce n'è subito un'altra, no? E quindi le persone, io non le guardo, devo dire, le ho guardate all'inizio, le prime, Lost, queste qui, ma smettere di vedere Lost è stato più o meno come smettere di fumare, cioè è stato uno sforzo gigantesco e lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché era diventato orrendo dopo un po' Lost, cioè al secondo anno non aveva più senso, e mi odiavo eppure continuavo a vederlo, no? Proprio veramente quella è la dipendenza. Allora metterci in una condizione di dipendenza, chiusi in casa, non farci interagire tra di noi è molto pericoloso, cioè dobbiamo combatterla questa cosa, combatterla. E poi se è una battaglia persa, io tutta la vita ho combattuto battaglie perse, insomma sono sempre le migliori, però dobbiamo combatterla con tutte le nostre forze. Sì, esatto, e la presenza di loro oggi ci conferma infatti, che ha grazie. senso, insomma, combattere. Buona visione, e se il film vi piace, mi raccomando, il siete film voi resta qui ancora per un po', mi raccomando, ditelo e costringete la gente a venire a vederlo se vi piace. No, basta semplicemente dire che l'avete visto, vedrete che è bellissimo e lo consiglierete ai vostri amici. È chiaro amici. che con il costringete stavo scherzando. Ok. Sì, mi piace però che tu hai voluto sottolineare. Buona visione. Grazie.